A Favara, alla scuola Brigadiere Urso, parte dell'Istituto Camilleri, diretto da Rosetta Monreale, si è svolta una iniziativa legata al 4 novembre in presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della città e dell'Associazione Bersaglieri di Agrigento. Gaetano Ravanà. Perché è nata, io ho chiesto agli alunni perché è nata questa giornata del 4 di novembre, perché questa manifestazione, proprio per rendere gli alunni consapevoli e dare quegli strumenti per farli diventare cittadini del futuro, perché se si conosce la storia poi non si dovrebbero commettere determinati errori fatti precedentemente, e questo lo scopo. Oggi la definisco una giornata storica. Perché storica? Perché abbiamo avuto la sinergica collaborazione dei bersaglieri della sezione di Agrigento e attraverso questa iniziativa, che è la prima e spero che sia di tante altre, per far sì proprio che si apra un laboratorio all'interno della nostra scuola. Una scuola sempre più all'avanguardia, preside. Sì, una scuola soprattutto innovativa, dove mettiamo al centro dell'azione educativa e didattica l'alunno, e valorizzando soprattutto lo stile d'apprendimento degli alunni, e questo è il nostro scopo: promuovere il successo formativo anche nell'insegna di una rete. E infatti oggi si è vista questa rete perché c'è la presenza del Consiglio Comunale, delle Forze Armate, ci sono tante associazioni, e questo per me è un motivo d'orgoglio, non solo per me ma per tutta la scuola, perché una scuola cresce solo ed esclusivamente in collaborazione.